Buon pomeriggio a tutti gli amici di FVG Sport Channel BHTV e bentornati a questa puntata bonus di BH Motorsport sulle nostre frequenze, sulla nostra rete banda larga adesso dopo sulle nostre frequenze televisive. E salutiamo prima di tutto il regista Francesco Tonizzo. Ciao Francesco. No. Ciao conduttore, ciao Stefano e ciao al nostro mega ospite di questa sera. No. Quindi ciao Stefano, bentornato alla nostra trasmissione. Bentornato, sì. Invece un grande bentornato. Io sono sempre catturato dall'entusiasmo di Stefano, proprio sembra che inizia molto dato un minuto fa, no? Non so. No? Invece facciamo un grosso saluto a colui che ha portato allo sdoppiamento di BH Motorsport e questa puntata bonus, perché la puntata di martedì scorso non è bastata per sentire tutte le sue perle e tutti i suoi aneddoti. Una buona sera a Mauro Tadella, l'organizzatore dell'Italia Meia Cross Country World Cup. Ciao Mauro. Buonasera a tutti e ben ritrovati sui vostri canali. Tra l'altro siamo anche sui tuoi canali oggi, perché sì. Saremo visibili anche sulla pagina Facebook di Italia Bahia e di 4x4, adesso non mi ricordo l'altra pagina. Italianbahia.com. Adesso non so cosa, non sono espertissimo di queste cose, no. Però c'è Gianna che sta sicuramente seguendo. Noi giochiamo in casa, oggi giochi in casa anche tu, vedi? No? Esatto. No. Mi sono armato. No. Quindi Stefano, visto che martedì scorso un po' per i problemi tecnici, un po' per non abbiamo avuto modo di sfruttare appieno questo vulcano di idee, di proposte di Mauro, quindi oggi siamo di nuovo qua e dobbiamo metterlo sotto torchio. Io sì, sono pronto. Questa sera Mauro, non so se Francesco ci può dare una mano. È arrivata qualche domanda dal pubblico? Qualche Sì. carriola Ne sono arrivate diverse, per cui la prima ovviamente lo Ius Prime Noctis di Stefano De Marco con la prima domanda e poi proseguiamo con il fuoco di... È arrivata una anche a me, ma un po'... dopo andiamo. No? Stefano, Sì, stavo partendo. Ma poi sapete che alla fine poi vi interrogo per sapere quanto avete imparato, no? Alla fine. Sicuro? Questa cosa... Io di sicuro mi ricordo i prezzi delle macchine, quello. Vai allora, vai. Allora, io inizio così, con un po' di dati. Allora, c'è già snocciolato un po' di grandissimi nomi nella puntata precedente. Abbiamo parlato di Petrancel, abbiamo parlato di Sainz. Sainz no. Non ha voluto venire. Apro una parentesi, scusatemi se intervengo, raccontandovi un po' la quotidianità mia e di Stefano sui vari gruppi WhatsApp della quale siamo dentro con gli amici. Ieri è uscita la notizia che Carlos Sainz è considerato il miglior pilota all time della storia. Esatto, un nostro amico ha taggato Stefano chiedendogli un commento, no? E il commento è stato: bravo ma stronzo, cheat, no? Insomma... Sicuramente è uno forte, però in casa sua le ha prese da Nasser, non dimenticatevelo mai. In Spagna, Bahia Spagna 2018, io ero lì, ok, vi mando anche le foto se volete. Lui ha preso 2 minuti da Nasser alla TA. 2 minuti. 2 minuti. No. Scusa Stefano se ti ho interrotto. No, tranquillo. Dicevo, Mauro, dai, snocciola un po' di numeri, quanti partecipanti nel corso degli anni hanno corso, quante vetture, come mai, ecco, dici questa cosa,
e un po' la immaginiamo, ma magari più non lo sanno. Come mai le moto hanno avuto questa altalena, un po' sì, un po' no, adesso non corrono, rientreranno fra 2 anni, se non ho letto male, o Esatto, il prossimo anno? nel 2021 è programmato il rientro delle moto nell'Italian Bahia. Il problema è stata una questione che la Federmoto Italia non voleva avere una Bahia nel mondiale per delle ragioni interne loro, difficoltà che hanno e che quindi non devo essere io a snocciolarle. La Federmoto internazionale voleva che io facessi la gara di moto, però se la federazione nazionale non vuole io non faccio le forzature, vado avanti con le auto senza. Però il pubblico, il popolo vuole le moto, allora mi sono sentito con Assirelli qualche mese fa, avevamo programmato di fare quest'anno un esperimento di mettere 6 moto apripista, quindi molto probabilmente lo faremo a settembre con il recupero dell'Italian Bahia, metteremo moto apripista per poi fare dal prossimo anno ritornare alla grande con campionato italiano e Coppa del Mondo Moto Bahia. Ecco, perché quest'anno la Bahia per ora è rimandata. Come 11, 13... visto che abbiamo fatto, dimmi. Visto che abbiamo già fatto questa domanda un po' a tutti, visto il periodo, passami il termine, come l'avete presa questa cosa del dover rimandare la gara? Come o dove? No, come, che meglio. Come lo puoi immaginare, dove altrettanto. Di necessità virtù e si va avanti. Ci sono problemi più importanti di una gara automobilistica, quindi si accetta quello che c'è e basta, non muore nessuno per una gara che non la fai. Faremo a settembre, piccolina, e ci collauderemo per fare le cose alla grande nel 2021. Ma quindi diamo lo scoop, Mauro, a settembre si recupera? Sicuro? Se non ci sono controindicazioni, se compatibilmente con i calendari nazionali, vediamo se riusciamo a farla. La volontà è quella di fare la gara. Poi non dipende, per fare una gara come la teniamo a fare noi è un attimo metterla in piedi, solo che ci vuole tutta una serie di condizioni, capire quali sono i protocolli poi di sicurezza anti-Covid, no? Capire se possiamo sopportarli, se non possiamo sopportarli, quindi è tutto in divenire la cosa, quindi siamo in work in progress, in stand by però. No, mi piace Mauro perché dice sì, ragazzi, per mettere in piedi la gara ci vuole un attimo, cioè un attimo, quantifica questo attimo, perché se io, lo sai, magari io e te magari non ci conosciamo tantissimo, ma tu sai che ho collaborato per un po' di anni nell'organizzazione di una gara, che tu... Quale? Quindi, Correre di Maiano. Ah, ok. Giusto, sì. Organizzare un'Italian Bahia come la vogliamo organizzare a settembre, un attimo, significa che noi in 15-20 giorni la mettiamo in piedi. Però non è difficile metterla in piedi, perché se decidiamo che se a noi a luglio vediamo che le cose partono, che si può fare, che la federazione dice sì, serve l'Italian Bahia, allora la mettiamo in pista. Se invece ci dicono no, è complicato, crea situazioni, è chiaro che avendo un titolo italiano alle spalle la C-Sport difficilmente fa in modo che non si faccia la gara, farà di tutto affinché la gara si possa fare, quindi ci sono buone percentuali di possibilità che la gara si faccia. Faremo un percorso piccolino in provincia di Pordenone, in provincia di Udine, sul tagliamento, quindi sull'asse verticale del tagliamento, e la si può fare, insomma, non è... Abbiamo un'esperienza ormai di organizzare una gara in 448 che devi capire che l'anno in cui, nel 2011, quando mi hanno portato il tapiro, me l'ha portato Jimmy Ghione, perché quell'anno io ho organizzato tutta la gara, poi cosa succede? Succede che con l'autorizzazione in mano mi arriva un'alluvione pazzesca e la gara non si può più fare nel suo tracciato originale. Noi siamo riusciti a rifare completamente tutta la gara partendo dal roadbook, dalle autorizzazioni, dalla commissione di vigilanza, dal martedì mattina, con la gara iniziava il giovedì pomeriggio.
perché il roadbook veniva consegnato venerdì alle 14 al briefing, e noi siamo riusciti a rifare il roadbook, rifare il piano di sicurezza, rifare la commissione di vigilanza. Abbiamo mandato in stampa il roadbook, però l'abbiamo messo in stampa di notte e abbiamo messo una persona che è rimasta in piedi tutta la notte a fascicolare il regalo roadbook, e noi il venerdì mattina siamo riusciti a insegnarlo ai piloti. È stata una cosa devastante, però lì abbiamo fatto una grandissima prova di forza per dimostrare che nulla ci ferma. Cioè, ti dico una cosa allucinante quella volta. Il venerdì sera della cena di gala, che ero devastato, è arrivato Jimmy col tapiro per la sfiga micidiale ecco perché da noi spesso si dice che se andiamo a Lourdes troviamo chiuso, perché abbiamo tante volte abbiamo una sfiga pazzesca, però noi organizziamo la gara facendo ogni singola possibilità, la vediamo al peggio. Questo è un metodo. Questo però ci porta ad essere forti. Di quest'anno, no? L'anno scorso c'è stata un'alluvione pazzesca, l'anno scorso una quantità di acqua devastante, e noi, se avessimo fatto la gara una settimana dopo, sarebbe stata una gara completamente diversa, ma purtroppo per una settimana bastava una settimana in meno di pioggia e noi avremmo fatto una gara fantastica. Purtroppo l'anno scorso invece non è stato così, abbiamo avuto una gara con tantissima acqua, che è il peggior danno per le automobili in gara, quella Sì, che poi è strano che in Friuli piova, no? Cioè, sì, strano che in Friuli piova, no? Piove mai. Purtroppo è così. No. Ecco. Avanti con le domande. Allora, ne ho due io. Inizio con la prima, anche perché nelle immagini che si stavano vedendo prima ci sono intravisti anche i collaboratori di Mauro. Allora, una delle domande che abbiamo ricevuto per Mauro è: come si fa a entrare in contatto con Mauro Tavella per proporsi come coadiuvatori, collaboratori, volontari, non lo so, e qual è proprio l'iter da seguire, se c'è un corso, se c'è una preparazione, un qualcosa che permetta di entrare nell'organizzazione. Primo, gli rispondo non gli conviene, perché però trovare appassionati che vogliono venire, www.service@italianbaia.com, mandi una mail e dopo ti contattiamo, e ti conviene essere della zona per essere un collaboratore e fare qualcosa. Chi ha la passione di queste gare, chi ha la passione di entrare nell'organizzazione e ha pagato tantissimo dal vedere una gara dal dietro le quinte, viverla dal di dentro, è una cosa che a me ha appassionato tantissimo e appassiona tutti i collaboratori che abbiamo in dote. Solo che noi dobbiamo organizzare la gara con molta passione, ma professionalmente. Cioè, se tu mi dici: guarda che domani mattina io devo portare quel picchetto in via Dante, tu domani mattina a quell'ora col picchetto sei in via Dante, non ci sono santi. Non è che puoi dire: boh, vado più tardi, vado domani. Noi abbiamo nell'organizzazione di gare automobilistiche il must è l'orologio, e noi abbiamo in sala riunioni a Parigi abbiamo lo stesso orologio che c'è quando vedi la Formula 1, no? Quando partiva il Gran Premio, se ti ricordi, alle 2 tu vedi l'orologio. Hai presente quello della Rolex, no? Sì, volevo dirti, avete anche voi l'orologio della Rolex. Sì, non a casa. In sala riunioni a Parigi abbiamo quegli orologi lì, no? E quando sono le ore 14 il presidente parte e comincia la riunione, a prescindere da che tu ci sia, che tu non ci sia, perché è un must. Le riunioni durano 3 ore perché arriva gente da tutto il mondo, e quindi è una macchina da guerra, cioè devi decidere quelle cose in quei minuti, in questo modo, inizia a quell'ora, finisce a quell'ora, è tutto standardizzato, e quindi non ci sono ritardi, non esiste ritardo. Qui Mauro mi permetto di intervenire anch'io. Eccolo lì. Esatto, proprio lui. Eccolo lì. Mi permetto di intervenire dicendo 4 parole, ecco. Certo. Diciamo anche ai ragazzi che vogliono entrare nell'organizzazione, entrare, collaborare, fare qualsiasi cosa, diciamo che possono anche contattare gli ACI di zona,
per seguire i corsi come commissario di percorso, come verificatore sportivo, verificatore tecnico, cioè con adeguati corsi possono avere una licenza che certifica il loro operato, li fa accedere anche ad alcune zone dove il pubblico non può entrare, e gli fa scoprire altri lati della gara con maggiore chiarezza, insomma, sapendo che cosa succede ed essendo proprio parte dell'organizzazione. Infatti la seconda domanda è legata alla prima: come si fa a conoscere questa ragazzina bionda? No, scherzo. La seconda domanda è legata alla prima, cioè quanta differenza c'è tra il seguire una gara come l'Italian Bahia da spettatore, quindi immagino su un ponte piuttosto che su una delle tribunette che allestite, e quanta invece, cosa significa invece lavorare dall'interno? Prima Mauro ha parzialmente già risposto, però sarebbe interessante capire le differenze tra essere spettatore e essere collaboratore per vivere la gara. La differenza che c'è tra l'uomo e la donna. Bene, perfetto. Quindi poi aspetta, parliamone, perché continuamente puoi anche confonderti. No, è molto, cioè, l'appassionato viene lì, guarda, si siede, va via quando vuole, arriva quando vuole, fa il tifo, parteggia per uno. Quando sei dell'organizzazione arrivi 2 ore prima che la gara inizi, hai dei ruoli di responsabilità, devi aspettare anche l'ultima macchina, non puoi tifare per nessuno, devi essere imparziale. Molto importante la sportività. Però sei a conoscenza, sei a contatto con tante persone. Io mi ricordo quando la Gabro nel 97 all'Italian Bahia, io provengo dal rally, sono un appassionato di rally. Nel 97 io volevo a tutti i costi che a Pordenone venisse niente meno che Ari Vatanen. Avete presente di chi stiamo parlando, no? Ari Vatanen lo conoscete? Sì. Ecco. Non personalmente. Comunque Ari Vatanen è un pilota di quelli, anche questi, insomma, degli anni 90, quando guidava anche le S4, lui guidava i gruppi B, e insomma io volevo che Vatanen venisse a Pordenone, e insomma ho fatto tutto il discorso della Maometto e la montagna dell'altra volta, no? E feci un'operazione di strategia tale con Citroën che io ti do una mano lì, ma io voglio questo. Avevo chiesto 100 per poter portare a casa 70 e ho portato a casa 80, quindi ho fatto un bel lavoro. E Vatanen arrivò a Pordenone nel 97. Capotò dopo 26 km, ma comunque riuscì a portare. Però intanto c'era. Com'è? Però intanto è arrivato, dai, a Pordenone. Intanto è arrivato. Però Italian Bahia 1997, Ari Vatanen, volo, e vedi il suo capottamento, visto che vai adesso secondo me Checo adesso lo trova, perché lui è una macchina. Sì. Però adesso che parlavi appunto anche degli spettatori e quant'altro, differenze fra spettatori in una gara di rally, quindi ai bordi delle strade con dietro i nastri di sicurezza e quant'altro, e differenza di spettatori ad un Italian Bahia come quello che organizzi tu. Cioè ci si può sempre mettere sul gretto, bisogna stare proprio in distanza di sicurezza maggiore rispetto a una gara di rally. Allora, io devo dirti che in termini di comportamento è molto più diligente. Io ho organizzato sia rally che cross country. È molto più diligente lo spettatore del cross country. Il rallista, diciamo, lo spettatore del rally è molto più birichino. Nel cross country, perché il cross country è più di nicchia, magari c'è chi viene a vedere anche più informato, più interessato, magari il rally va anche uno X che passava di lì e si ferma a vedere le macchine, dico io. È anche più facile, più accessibile, e il rally è più spettacolare del cross country. Il cross country ha un fascino particolare che sono pochi che riescono a coglierlo. Il rally è più spettacolare perché vedi le macchine che in pochi chilometri devono buttare fuori tutta l'energia che ha. È un rally importante, ha 120 km di prove speciali. Un rally come l'Italian Bahia, con dei più piccoli e più corti, ne ha 400. E i terreni sono molto impervi, quindi sì, è più facile gestire il pubblico in una gara di cross country rispetto a un rally. Però comunque ci si può mettere vicino.
Sì, noi abbiamo le zone per il pubblico, le zone vietate per il pubblico, le abbiamo tutte quelle lì, però il nostro pubblico è abbastanza disciplinato. E poi se tu guardi alcune immagini vedi anche che le macchine da rally, da gara, del cross country passano vicino al pubblico, ma non sono pericolose. Non sono pericolose. Bene. Stefano, ti vedo scalpicante. No, io il buon Mauro Tavella non lo sa, ma io l'ho vissuta da spettatore per qualche edizione l'Italian Bahia, perché comunque al di là, tu sai che insomma io vengo dai rally, mi sono sempre piaciuti quelli, insomma, però certo. i motori in generale sono la mia passione, e perché non andare a vedere anche questi che possiamo chiamare mostri, perché comunque le prestazioni di queste macchine sono a volte anche superiori rispetto a una vettura da rally, possiamo dirlo tranquillamente, e sono molto spettacolari, le medie che fanno delle vetture da rally su un percorso sterrato, spesso e volentieri sono più basse rispetto all'Italian Bahia, giusto Mauro? Sì. In alcuni casi sì, perché se tu prendi quando vince Nasser, lui ha una media pazzesca, le medie le tiene sopra i 90, lui 90, 92, 93, 95. Nella Dakar alcune... se la media è 90, caro mio, ci sono punte. Guarda, il record l'ho fatto nel 1996 Pierre Lartigue, che aveva fatto i 225. Dove? In che punto? Sul Cellina, sulla pista di Carri. Sai cosa sono 225 km/h? Io ho provato i 195 su sterrato. I 195 ho provato ed era una roba incredibile. 225 non lo so. Io una volta sono andato a fare un giro con la Citroen, una volta con la Mitsubishi, con questi piloti qua, ma le macchine sono delle cose incredibili. Quelle vetture lì sono... a parte che stai sopra e non ti accorgi, dove io per fare il roadbook devo frenare e scalare, quel dentino lì devo prenderlo a 20 km/h. Quando l'ho visto ero con Hiroshi Masuoka quel giorno, e allora vedo che va a fare questo tratto in questa zona dove l'Artiga ha toccato sopra i 200, e vedo che a un certo punto c'è il taglio del carro armato, perché il carro armato per girare blocca un cingolo e quindi si gira 90 gradi e fa un cumulo di ghiaia alto 30 centimetri, alto così circa, no? Però fatto a punta. E quando fai un roadbook e c'è quel solco lì, quel dente lì, tu lo devi segnare con doppio esclamativo, che così il pilota, il navigatore, gli dice di andare a 30-40 all'ora. E quindi io normalmente quando arrivo il freno scalo, e poi quando gli passo sopra a 40 all'ora, senti il colpo sulle sospensioni. A un certo punto vedo che Masuoka vede sta roba, gli dico c'è il hillock, gli dico, no? C'è il dente, questo non rallenta, gli passa sopra, mi è sembrato di passare sopra le ruote della macchina, sopra un sassolino. Sentivi tum, sono rimasto impressionato. È lì che vincono, no? Con queste sospensioni e questi ammortizzatori che danno 20-0 al privato, no? Perché è pazzesco. Cavolo, sì. Ma sono passato una volta, perché il bello delle gare, diciamo, non è solo la prestazione velocistica, almeno per me e per altri che conosco. Il bello è anche andare a vedere nelle assistenze, dove puoi avvicinarti alle vetture, quasi a toccarle. E questo è anche il bello, non è la Formula 1 che tu sei chiuso dietro una rete e li vedi da lontano, non vedi che cosa fanno, vedi in televisione solo quello che possono far vedere. Queste gare sono belle perché te le vivi esattamente quasi come uno di loro, arrivi lì e vedi, i piloti non se la tirano. Esatto, tranne a parte uno, no? che ha perso in casa, vabbè. Stavo ritornando sul discorso di Carlos Sainz, scusami. E chi è Carlos Sainz? Ah, ecco, lo so. Okay. No. Mauro, ascolta, allora io devo... È portoghese?
Sì, il portoghese nel senso che non paga, no? Va via senza pagare, no? No? Io avevo un paio di domande, ma nei discorsi che abbiamo fatto in questi 25 minuti me le hai già risposte, perché avevo una domanda per sapere, volevo chiederti che mi avevano chiesto sul discorso delle moto, ma hai già risposto, e sull'eventuale recupero della tappa, ma hai già risposto, quindi le due domande che avevo io da farti le hai già ampiamente risposto. Però se ti ricordi, martedì, prima di lasciarci, siamo dati appuntamento a oggi, tu hai chiuso la trasmissione dicendo: giovedì vi racconto io un bel aneddoto. Allora, ho capito, sì. Kamaz. Kamaz. Sapete cosa sono i Kamaz? Esatto. No? Adesso voglio sentire l'aneddoto, perché 2 giorni che ci penso. No? Allora, siamo nel 1997. Occhio che abbiamo anche il picco di audience adesso, per cui vai. Allora, siamo nel 1997. La Master Group, che organizza il Master Rally Parigi, Samarcanda, Mosca, mi chiede di organizzare il transito in Italia perché questa gara rappresentava la Via della Seta. Era un rally, quello oggi, il Master Rally, il Silk Way Rally di oggi è il Master Rally dell'epoca. E quindi le macchine partivano da Parigi e dovevano fare il Rally della Seta, quindi la Via della Seta, pertanto era necessario passare per Venezia. Quindi la tappa è diventata Parigi, Venezia, Samarcanda, Mosca. Deve venire un cross country in Italia e il caro Erasmo Saliti mi dice: Tavella, guardi che forse deve fare qualcosina per questi signori. E io ho imparato nella mia vita che quando Saliti ti chiede una cosa non devi pensare se farla o se non farla, è un ordine e si fa. E allora Tavella fa. A questa gara partecipano le Citroën, partecipano i Berlingo, partecipano tutte le moto e partecipavano i camion, i famosi Kamaz, quelli che vincono da tanti anni la Dakar. Camion da 1200 cavalli, camion che viaggiano a 160 km all'ora. E questi mostri hanno lasciato un ricordo indelebile qui a Pordenone, però quell'anno vennero. E allora io devo organizzare la tappa italiana, le macchine arrivavano al Moncenisio e dovevano fare il passaggio, arrivare qui, e mi dicono: no, guarda che devi fare un prologo. Poi, no, guarda che abbiamo fatto un accordo con Val d'Isère, il prologo lo facciamo in Val d'Isère, non fai più il prologo, fai la prima tappa del rally. Va bene, facciamo la prima tappa. Io cosa faccio? Quando è che si fa la gara? 22-23 agosto, sabato e domenica. Quindi le macchine partivano sabato mattina da Val d'Isère, sabato pomeriggio sarebbero arrivate a Pordenone. Quindi a questo punto, siccome quell'anno era di moda Lignano Sabbiadoro, dico: venite, li facciamo arrivare a Lignano Sabbiadoro. Quindi da Lignano Sabbiadoro poi alle 23 partivano da Lignano per venire a Pordenone. Le abbiamo fatte parcheggiare al Royal. Domenica mattina fanno una prova speciale di 30-40 km e poi domenica pomeriggio li mandiamo giù a Venezia all'aeroporto Marco Polo e negli aerei vengono imbarcati con destinazione il Turkmenistan, atterrando a Turkmenbashi. Buon, perfetto. E quindi partecipano. Per poter partecipare a questa gara è il primo anno in cui c'erano i camion. Allora io vado in prefettura e dico alla signora che segue le carte: senta, guarda che ci sono anche 7 camion che corrono, che superano i 75 quintali. Ah, Mauro, hai fatto bene a dirmelo perché dobbiamo fargli l'autorizzazione. Allora preparo le carte, quindi praticamente mi faccio mandare i dati di questi 7 camion con la targa e tutto, compiliamo le domande e mandiamo tutto il plico. Mi ricordo, ho dato il plico perché uno di questi 7 camion era Michi Biasion. Allora Michi ciappa qua le carte, portale su, gliele dai alla segretaria quando vai alle verifiche sportive. E io ho consegnato queste 7 autorizzazioni per questi 7 camion superiori a 75 quintali. E noi intanto organizziamo la gara. A un certo punto poi quando quando sono a Lignano ad aspettare le macchine, a un certo punto mi arriva il commissario sportivo per residenza del collegio, che era di Trieste, Vinicio Prodani, e triestino fighissimo, e mi dice: ciao Mauro, guarda che i tuoi amici si fermi in autostrada, se mi sai che te chiama, sa tu. Allora dico: va bene. Infatti mi arriva una chiamata dalla prefettura e mi dico: guardi che c'è una chiamata per lei da Verona. Allora mi chiama, prima mi chiama il viceprefetto di Pordenone, poi mi passa alla prefettura di Verona, poi insomma alla fine parlo con un carabiniere e mi dice: sto qua, senta, lei il signor Tavella? Sì,
Sì, sono titolare del decreto autorizzativo, Master Rally 97, eccetera. Sì. Guardi che abbiamo fermato questo camion perché uno di questi Kamaz, perché insomma è in infrazione e questo qua non lo liberiamo prima di lunedì. E dico scusi, guardi, c'è un problema perché ci sono 7 aerei che partono da Marco Polo domenica pomeriggio e quei camion devono andare lì. E no, mi dispiace, mi dico, ma scusi, per quale ragione? Perché non hanno l'autorizzazione. No, guardi che tutti e 7 i camion hanno l'autorizzazione perché la preparate io con la prefettura di Pordenone, eccetera, eccetera, eccetera. E dico sì, ma questa qua è praticamente su un camion era sbagliata la targa, no? E dico, scusi, abbia pazienza, se la segretaria l'impiegata fa un errore di battitura e lì senti, no, adesso mi lascia parlare. E sto poliziotto mi racconta cosa è successo. Lui era a Mestre, ma questo poliziotto era di Verona. Che cosa succede? Cominci a medesimarti, siamo il 23 agosto, sabato pomeriggio, alle ore 19. Bollino rosso. Nero. Allora, ricevono una chiamata, quelli della Polizia Stradale di Verona, riceviamo una chiamata in cui ci dicono, attenzione, guardi, automobilista in transito, sono in corsia di sorpasso a 130 all'ora, c'è un camion che mi suona, che mi vuole superare. allora dice, cosa facciamo noi? Diciamo a questo signore, dico, metta giù perché sennò la prendiamo, perché lei a 130 in autostrada è già al limite, i camion non possono andare a 130, oggi è sabato e i camion non circolano, no? E quindi mettono giù la telefonata. Seconda telefonata, automobilista in transito, c'è un camion che mi suona. Allora alla seconda, alla terza telefonata questi prendono e partono e fanno beccare i camion. E questo succedeva, fai conto, tra Verona e Vicenza, e beccano il primo camion perché i camion andavano a 160 pieni carichi di vodka. Allora fermano il primo camion, finalmente lo fermano, no? Contenti. Cosa gli mostrano questi qua? Gli mostrano il permesso per circolare, quindi erano a posto. E allora vanno a beccare il secondo. Insomma, alla fine beccano il terzo camion, che hanno trovato che c'era l'errore di battitura, no? E praticamente gli hanno fermato. Questo qua, dico, quindi fa Tavella, abbia pazienza, dico, questo qua lo teniamo qua, dico, sì, ma adesso capisco le tutte ragioni del mondo, faccia la multa che deve fare, guardi, perché capiamo la situazione, glielo sblocchiamo, però lo facciamo partire questa sera a mezzanotte. Dico, io la ringrazio molto per quello che fa, mi perdoni, ma non è colpa mia se questi, no, perché sono anche pieni, sfradici di alcol, perché hanno i bottiglie di, no, praticamente è arrivato a Pordenone all'1:30 di notte, come è arrivato il terzo Kamaz, perché gli altri due sono arrivati in orario e il terzo, quello che era con l'errore di battitura, è arrivato lì, mi sono fatto stampare fatto vedere il verbale che gli ha fatto, una filippica lunga 7 pagine, 2.500.000 lire di multa, che qua se ne sbattono. Ma la scena di questo poliziotto, no, adesso gliela racconto tutta. Stai in transito, do un camion di Drio che sono a 130, finiamo lì e ti arrestiamo. Insomma, questo è passata la storia come sta. Perché mi immagino quel povero automobilista che si vede arrivare un camion di quei bestioni lì a 160 e gli fai pari. Questi hanno velocità di punta a 160 o 170, ma tu immagina, sei in sorpasso, vedi un bestione che ti suona, prendi paura e chiami la polizia, è chiaro. Solo che la polizia parte per arrestarli e hanno il permesso per circolare, non poteva fare niente, li dico fermai, ma non potevo fermarli perché erano autorizzati dalla prefettura, quindi non potevo fare niente, nessun tipo di sanzione. Capirai che non trovo anche una virgola fuori posto, questo quando lo trovo, no? No. Ha ragione. Mauro, ragione. Mauro, intanto grazie per questa parlata che mi immagino ancora la terza corsia dell'autostrada l'hanno costruita per quello, per il camion. Perché mi immagino quel povero ragazzo che in macchina che si vede un bestione del genere che gli fai fare, sono ancora che rido. Ma siccome noi subito dovremo andare in chiusura, abbiamo un amico che ci ha scritto su Facebook che si vede che non ha seguito la puntata di martedì e chiede che genere di gara è il Bahia. Allora, martedì l'abbiamo spiegato, ti chiedo se poi proprio riassunto del riassunto, così magari uno si appassiona anche a vedere queste cose, magari a settembre quando rifai la gara avremo qualcuno in più che viene a vederla, si spera.
Italian Bahia è una gara di cross country, quindi è una sorta di rally per vetture fuoristrada, per veicoli SUV, dove non è che vince quello che arriva prima, quello che impiega il tempo minore, ma è quello che riesce anche a mantenere una grossa conducibilità della macchina, e soprattutto riesce a conservarne la solidità, perché i terreni non sono strade asfaltate, ma sono dossi, buche, greti dei fiumi, guadi, salti, sassi grossi così, e quindi devono anche resistere. È una sorta di Parigi-Dakar, però la Dakar ha la sabbia molto sottile e noi abbiamo la sabbia più grossa, perché sono massi un pochettino più grossetti. Questa è l'Italian Bahia. E attenzione che, dopo vi lascio, che un rialzo, e voi sapete che... guarda, io starei qua con te fino a domani mattina, però... il rialzo dell'Italian Bahia è il rialzo più costoso di tutte le gare del campionato del mondo, quindi è la gara in termini tecnici più dura, e dicono che chi supera l'Italian Bahia può fare tutto il mondiale. Mauro, una curiosità finanziaria proprio, c'è 390.000. No, ho capito, vabbè, quello della gara. Ma tra virgolette inserzionisti, cioè quelli che mettono il loro nome, gli sponsor, che mettono il loro nome sulle macchine infangate, proprio, che ritorno hanno poi nel momento in cui, cioè, l'investimento, qual è la percentuale di ritorno? Allora, la maggior parte di queste persone sono appassionati. I nostri sponsor principali sono la regione, perché una cosa che non abbiamo mai citato, molto importante: Italian Bahia è un grande veicolo turistico per la regione Friuli Venezia Giulia. La ricaduta che ha l'Italian Bahia è fatto 30, dato coefficiente 30 al Giro d'Italia, Italian Bahia è coefficiente 27. Per capire quant'è l'indotto turistico, perché sono poche macchine ma con un sacco di gente, e quindi la regione ci finanzia, perché è una gara di Coppa del Mondo, aspetto sportivo, è una gara che ha un forte indotto turistico. Superiamo tutti, in provincia di Pordenone siamo l'evento con la maggior ricaduta. Su 3 volte che è passato il Giro d'Italia, 2 volte su 3 abbiamo fatto più ricaduta noi rispetto al Giro d'Italia. L'ultima volta che è passato di quel giro ha fatto il giro ha fatto 30 e noi abbiamo fatto 27. Queste sono fonti che arrivano dalla Camera di Commercio di Pordenone. E perciò la regione, i comuni sono quelli che hanno la maggiore incidenza. Poi ci sono anche sponsor, ci sono degli sponsor tecnici, perché ci sono, per esempio, hai anche delle persone che sponsorizzano 15-20 mila euro, ma è un cambio merce, di conseguenza noi valutiamo il servizio che ci fa o che fa questo fornitore, 15.000 euro, lui ce lo vuole, tra virgolette, regalare, quindi gli rendiamo una pubblicità di 15, di 16, 15, 20 mila euro a seconda delle situazioni. Se no, sono sempre sponsorizzazioni sull'ordine di 7, 8, 10 mila euro a seconda delle 5.000, 3.000, ma sono prevalentemente persone appassionate o che credono nel nostro sport, e poi ci sono i brand automobilistici, questo è sicuro, insomma. Bene. Conduttore, abbiamo ancora delle domande, Daniele, Stefano? No, io le mie domande le ho finite. Adesso non so, Stefano, se ha l'ultimissima, che non è mai l'ultima, è sempre la penultima. Siamo tutti ben chiari di questo. No? Assolutamente. No, allora, una domanda diretta a Mauro no. Io vorrei chiedere, visto che Mauro abbiamo visto che è il nostro veicolo pubblicitario più attivo nell'ultima settimana, allora chiediamo a Mauro se fa una grandissima pubblicità dei nostri ACI di zona, se fa per chiamare tutti gli appassionati a staccare una licenza, in quello che, come si dice in gergo, a staccare una licenza di ACI Sport, sì, in qualsiasi modo. Quindi contattate gli ACI di zona, vero Mauro? Lì a Pordenone, certo, ne abbiamo chi trovate? 4. A Pordenone, l'ACI di Pordenone in via Dante 40. Ecco. Ed è Rino è quello che stacca le licenze, che fa tutto. A Cerra Guerrino, ma ha detto Rino, è lui che fa le licenze. A Udine hai Alessandro Vigna, e a Trieste, esatto. Gorizia non so dove, a Gorizia, beh, insomma, la Gorizia è lì sul viale sulla destra, l'ACI è andando verso il centro, sì, sulla destra. Devo essere sincero, non me lo ricordo neanche io esattamente. No, tanto Gorizia ha una via, quella. E Trieste non mi ricordo che c'è a Trieste. Però confermo Corsa Italia Gorizia. Sì. Bravo, Corsa Italia, perfetto. Bravissimo. Perfetto. Bravissimo. Ottimo. Quindi necessario, importante, fondamentale dare visibilità alla nostra federazione, che è
presente in tutto il territorio nazionale. Esattamente. Bene, allora Stefano, hai altro? Stasera, No. Fermi, stasera c'è Reparto Corse su Rai Sport, c'è l'intervista a Sticchi Damiani, ragazzi, mi raccomando. Allora. Ecco. A che ora? Al nostro presidente. Mi pare alle 22:30 o 23:30. No, non puoi, perché alle 22:30 c'è la replica su BHTV, canale 113 di questa video esatto. Però guarda, quindi adesso chiamo i miei amici di Rai Sport e facciamo cross posting. Cioè, alla fine tutti parlano di tutto e siamo tutti contenti. Sì, ma esatto. Attento, vi do un'anteprima. Fra una settimana sarò io a fare, io con, non posso dire con chi, insomma, ci sarò io a fare quell'intervista. Questa settimana tocca a Sticchi, la settimana prossima deve toccare a me. Bene, ma vedrai che quella che hai fatto a BH Motorsport è molto più genuina. Questa avrà più successo. Esatto. Quindi noi prima di salutare vi ricordo gli appuntamenti. Questa sera ore 22:30 circa su canale 113 del Digitale Terrestre c'è la replica di questa trasmissione e domani intorno alle 14:30. Salutate la Gianna che vi ha fatto la combinazione. La Gianna ha fatto la combinazione su Facebook. Sì. Salutiamo anche Gianna Valdanega per forza. Sì. Perché Gianna quest'anno ha fatto la Dakar come giornalista per seguire il team di Borsoi e quindi si è molto approfondita su queste cose e quindi è molto brava. E quindi poi avete visto, ho risposto subito e vi ha permesso di fare tutte le varie attività che state facendo. Perciò mandatele un saluto, le mandiamo un saluto e un ringraziamento soprattutto. Esattamente. Quindi Mauro, io ti ringrazio. Grazie a voi. Ti abbiamo anticipato adesso, così dopo puoi andare alla Rai più tranquillo e rilassato, perché ormai dopo che hai fatto BHTV puoi fare tutto. Certo. No? Stefano, grazie e noi ci rivediamo martedì. Grazie a voi. La prossima puntata di BH Motorsport. Checco, grazie sempre la tua parte tecnica, sei sempre il top. Ma sai che quando abbiamo ospiti come Mauro mi sono proprio stimolato a fare bene, allora alla fine mi diverto. Chiedete a Gianna che vi mandi l'immagine del cappottamento di Ari Vatani a Pordenone. Sicuro, volentieri. Quello è bello. Aspetta che abbiamo ancora... ecco, Gianna ci saluta via. Perfetto. Grazie anche a Gianna Valdanega. Eccola qua. Grazie anche a Gianna. E quindi buona serata e buona cena a tutti. No? Ciao ragazzi, Grazie buona mille. cena. Ciao.